Direttore generale, buongiorno, come sta andando la campagna antinfluenzale? La campagna antinfluenzale sta andando bene, ad oggi abbiamo vaccinato 30.000 persone e di queste 30.000 il 90% è stata vaccinata in medicina generale, quindi abbiamo avuto veramente, come sempre nelle campagne vaccinali, un buon mutuo supporto da parte anche di medicina generale e anche delle farmacie. Le farmacie sono impegnate molto e stanno dando buoni risultati per quanto riguarda la campagna contro la vaccinazione contro Covid. Sì, il Covid preoccupa ancora, sono tanti gli infettati e sono tanti i casi. Sì, il Covid c'è ancora, abbiamo 70 persone che sono ricoverate, però sono Covid per caso, ovvero quelle avuto persone il cui Covid viene scoperto al momento del ricovero, dell'accesso appunto in ospedale.